Rieccoci tornati in studio per questa puntata molto articolata che adesso si occupa, per concludere, di sport, in particolare di karate, si dice proprio così, karate che vivrà una manifestazione di respiro internazionale a Caorle il prossimo fine settimana e ce ne è venuto a parlare praticamente la persona che è stata il motore di tutta questa manifestazione, ovvero Vladi Vardiero. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Per definirla ci sarebbero tanti modi. Lei è presidente dell'ASI Karate del Veneto, è stato insignito tra l'altro della Stella d'Oro al merito dal Presidente della Repubblica. Dunque, diciamo, Vladi Vardiero rappresenta un po' il karate in Veneto. Una manifestazione che è arrivata alla 26esima edizione, cioè avete superato il quarto di secolo. Come si strutturerà e soprattutto diciamo, quali sono i numeri di questa manifestazione? È un 1700 gli atleti che aspettiamo, già accreditati, provenienti da 35 paesi. Si strutturerà in 3 giorni di gara, il palazzetto è il Palasport di Caorle, che ci sta già ospitando questa è l'8ª edizione in Caorle, le precedenti si sono svolte annuale. 3 giorni di gara, il venerdì con le categorie senior, il sabato con gli junior e gli under 21 e domenica con i cadetti e gli under 14. Sia nella specialità del combattimento, quindi kumite, che nella specialità del kata, la forma. Combattimento e kata, ecco sì, sono queste 2 specificità che interessano il karate. Il karate con il judo è un po' l'arte marziale per eccellenza, anche se in questi ultimi decenni si sono affermate tante altre forme. Perché è una delle, diciamo, l'arte marziale per eccellenza? Diciamo che le arti marziali sono parecchie, cioè, come discipline ce ne sono tantissime, però sono poche le arti marziali che sono diventate sport. Il judo è stato la prima arte marziale che ha aperto il percorso che attualmente è stato poi raggiunto dal taekwondo e adesso dal karate ai prossimi giochi olimpici. Quindi diciamo parlare di arti marziali e di sport è sempre un po' difficile perché i tradizionalisti non digeriscono molto bene questa cosa, però è uno spicchio, diciamo, di questa disciplina molto importante perché ci darà ancor più visibilità di quella che abbiamo. Venice Cup Karate è non solo una manifestazione di respiro internazionale, ma è anche un momento inserito in un circuito internazionale. È un progetto che è nato tanti anni fa, lei ha detto 26 edizioni, quindi alla fine degli anni 80 la mia organizzazione aveva un sogno, che era quello si sognavano le Olimpiadi, quindi il nostro obiettivo, quindi le parlo di qualche annetto fa. Tant'è che il nostro progetto si chiamava Karate Project 2000, perché noi avevamo ipotizzato che per il 2000 saremmo stati pronti per entrare. Poi purtroppo la politica sportiva è anche una cosa molto difficile. I contrasti all'interno delle tante organizzazioni che si occupavano di questa disciplina hanno trascinato nel tempo in là questo progetto e noi, diciamo, nel nostro, tra virgolette, piccolo, perché siamo partiti così modestamente, con un triangolare Italia, Inghilterra e Veneto, volevamo contribuire a questa cosa e siamo cresciuti e lo scorso anno, quando è stato dato l'annuncio a luglio che il karate era stato ammesso ai Giochi Olimpici, noi a novembre, alla presenza del Presidente della Federazione Mondiale, abbiamo festeggiato il nostro 25esimo anno di attività, perché ogni anno puntualmente noi abbiamo organizzato questo evento e il Presidente, che è stata la prima volta che è venuto in Italia, ci ha onorato della sua presenza proprio perché lui conosceva quali erano i nostri obiettivi. Il movimento veneto del karate a che livello è? Il Veneto ha una buona scuola, anzi una buonissima scuola. In particolar modo abbiamo degli atleti che sono ai vertici anche diciamo delle nostre squadre nazionali, sia nella specialità del kumite che nella specialità del kata. Diciamo che normalmente il Veneto si è sempre molto ben distinto nel settore femminile, diciamo, del combattimento, così come eccellenza. Però possiamo dire che è tra le regioni più in vista all'interno della federazione.
Nell'ambito femminile, perché vabbè, un po' maschilisticamente si pensa sempre all'arte marziale, invece no, tante donne. No, i numeri lo dicono perché noi aspettiamo parecchie centinaia di donne questa settimana e come sport diciamo che da noi c'è la pari opportunità, cosa che magari in qualche altra disciplina è un po' più difficile trovare. Ma noi normalmente abbiamo un 40-45% di presenza femminile, quindi diciamo che questo ci dà anche un po' di forza, perché il Comitato Olimpico poi tra l'altro sta spingendo moltissimo per la pari opportunità e il CIO poi tra l'altro promuove specialità e sport dove dove è messo in evidenza questa cosa, e il karate ha tutte le carte in regola per quanto riguarda la pari opportunità. Le facciamo una domanda da ABC della specialità. Come si affronta, o meglio, come ci si dedica al karate? È qualcosa non solo di fisico, ma è qualcosa anche di mentale? Come tutte le arti marziali c'è una componente mentale che è imprescindibile, cioè fondamentale. Il karate non più di altre, però basta pensare che il karate è nato un po' come la sua origine, è nata anche per questioni religiose, perché chi aveva cominciato a praticarla non erano altro che dei monaci. Monaci costretti a lunghe ore di meditazione statica, e quindi per una questione anche si racconta, no? Anche di difesa personale, avevano cominciato a codificare delle tecniche, ma che erano all'inizio legate più alla necessità di meditare in movimento. Quindi io ho sempre considerato come origine, cioè, proprio meditazione in movimento. Poi questa cosa si è evoluta, dall'India è arrivata in Cina, dalla Cina poi vicino all'isola di Okinawa, quindi Giappone, e da lì poi si è sviluppato il karate moderno che diciamo lo possiamo considerare dalla seconda guerra mondiale in poi c'è stato proprio lo sviluppo del karate come disciplina sportiva. Mamma mia. Ecco perché più che altro questo fatto mentale non è un qualcosa di poco pertinente, insomma, per un giovane, nel senso, da un ragazzino non puoi pretendere che le interpreti come un fatto mentale, trova soprattutto la fisicità. Da sportivo in generale, io dico lo sport in generale ha la sua componente mentale che è fondamentale, e perché no non portare i nostri giovani già ad affrontare questo aspetto. Quindi noi abbiamo molti genitori che ci portano i loro figli in palestra e che li spingono perché desiderano, perché attratti dalla componente. I genitori, sì, beh, ovvio, soprattutto i più piccolini, che sono attratti dal fatto che il karate è disciplina. Prima di essere sport è anche disciplina. E ai tempi nostri dare valori e disciplina ai giovani penso che non sia una cosa da poco. Quindi noi riusciamo a combinare il gesto tecnico, però abbiamo, diciamo, anche la tradizione che noi non abbandoniamo, quindi il fatto stesso di fare il saluto all'inizio della lezione, di avere un rapporto con il cosiddetto avversario, che avversario non è, ma che è il compagno di pratica, dove viene ribadito il massimo rispetto. Sono concetti che forse in altre discipline sportive sono un po' trascurati. Tolga il forse. Tolgo il forse, sì, forse è proprio così. Ecco, noi invece è parte integrante di quello che facciamo, quindi un percorso che non è solo fisico, ma è anche un percorso comportamentale, e poi magari chi lo pratica apprezza anche aspetti molto più intimi, molto più interiori rispetto alla tecnica che è esterna. Sì, ma chiaro. No, ma il fatto del rispetto dell'avversario crediamo che sia fondamentale. A un certo punto lo sport dovrebbe essere una condivisione oltre che una gara. Lo sport è condivisione, è confronto ed è crescita, e deve essere assolutamente condivisa attraverso il gesto, ma anche attraverso il rispetto che i valori dello sport che noi troviamo all'interno dello sport. Certo, vabbè, molto importante, diremmo. Lei ha parlato di 1700 atleti, ci sono le varie categorie, immaginiamo.
Sì, come vi ho detto abbiamo tre fasce di età, i seniores, prima gli junior, under 21 e poi i più giovanili. All'interno di questi ci sono le categorie di peso per il combattimento, perché gli atleti sono divisi naturalmente per categorie di peso, e mentre nel kata la categoria è unica, la specialità è unica, naturalmente divisi tra maschile e femminile. La preparazione del karate, cioè non c'è solo l'aspetto tecnico del gesto, ma include anche palestra, corsa. Glielo chiediamo, Sada, non conoscitori. La preparazione, uno sportivo, un agonista di karate è ovvio che deve curare la tecnica e poi anche, soprattutto a determinati livelli, poi dipende a che livello si può praticare. Diciamo che il karate ha dà delle opportunità anche agli atleti che non, diciamo così, che non hanno aspirazioni di livelli alti, di poter praticare, diciamo, anche se fisicamente. E questo anche, soprattutto nel settore giovanile, noi accettiamo bambini a volte anche robusti, cioè che non sono, diciamo, fisicamente al massimo, ma lo stesso, cioè, è aperto a qualsiasi fascia di età. È ovvio che però più si va, più l'atleta è interessato a un'attività agonistica specifica, ha bisogno di una preparazione fisica. Il karate appunto ha due specialità al proprio interno come sport, il kata e il kumite, che sono due sport diversi. Addirittura. Sì, sono considerati due sport diversi perché il kata, la forma è più assimilabile, parlando di sport, a discipline tipo la ginnastica artistica o i tuffi, cioè è uno sport composito, quindi diciamo lo schema motorio è di un certo tipo. Il combattimento invece appartiene alla grande famiglia degli sport da combattimento, come può essere la box, come possono essere altri sport. E quindi è uno sport condizionale, quindi di situazione, quindi, dove l'aspetto tattico è importante. E quindi sono proprio due specialità diverse. E il bello del karate è proprio che, pur essendo due cose diverse, sono due cose che a livello specialistico viaggiano per conto loro, però diciamo il praticante non le può tagliare, nel senso che deve farle entrambe. Cioè, se io faccio karate, faccio sia come te che kata. Insomma, mi sembra anche giusto per avere una completezza di preparazione, di formazione. I più forti nel mondo chi sono e noi italiani come siamo messi? Allora, l'Italia sicuramente ha delle eccellenze perché abbiamo degli atleti di spessore che hanno ottenuto e che stanno ottenendo grandi risultati. Le aspettative per le Olimpiadi sono alte. Diciamo che il Giappone sicuramente dal punto di vista della forma per il kata, dal punto di vista sportivo, è la scuola migliore, la scuola che attualmente esprime. Poi abbiamo in generale l'Europa che esprime atleti di rilievo. La scuola europea. La scuola europea è molto, perché diciamo che come sport si è sviluppato molto in Europa, portati diciamo prima in Francia e poi in altri paesi, molti maestri giapponesi hanno seminato in Europa, anche in altri paesi, però l'Europa è quella che la Francia, la Spagna, l'Italia sono diciamo tra le nazioni sempre ai vertici delle classifiche internazionali. Sì, perché come si dice nell'immaginario collettivo quando si parla di discipline e arti marziali si guarda sempre a Oriente, invece non è vero, la tradizione io le dirò le volte che sono stato in Giappone, che cercavo magari così anche curiosamente queste palestre, non è che ce ne siano tantissime, è una disciplina, non è così seguito come può essere il sumo. Cioè, il sumo, lo sport nazionale giapponese è il baseball, quindi non è il karate, però appartiene alla tradizione, quindi sicuramente questa fase diciamo sportiva olimpica darà un'impennata. Troviamo molte più palestre in Europa, in Italia. Se mettessimo assieme tutte le organizzazioni che si occupano di questa disciplina, perché c'è una federazione che è riconosciuta dal Comitato Olimpico, che è la FICAM, la Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali. Questa è la federazione che è riconosciuta e che ha il programma olimpico. Ma vi sono moltissime altre sigle, moltissime altre organizzazioni che si occupano di karate più o meno tradizionale o più o meno sportivo, anche oggetto
di queste molteplici divisioni delle scuole di karate. Abbiamo tantissimi, migliaia e migliaia di praticanti, è molto molto diffuso il karate in Italia. In Veneto c'è un'impiantistica, glielo chiediamo proprio perché pochi giorni fa è stata presentata questa app del CONI per il censimento dell'impiantistica sportiva. In Veneto c'è un'impiantistica sportiva adeguata? Vabbè, magari chiesto a lei, lei ci risponde. Noi abbiamo fortuna di non avere bisogno di una grandissima impiantistica, perché quando noi utilizziamo delle materassine di 2,5 centimetri, 3 di spessore che si calano facilmente. Io per esempio nelle mie palestre occupo strutture pubbliche, quindi non abbiamo bisogno di strutture di impiantistiche particolari, quindi non abbiamo bisogno di altezze, non abbiamo bisogno di cose strane e quindi abbiamo anche questa fortuna. Adesso si usano le materassine, anni fa non si usavano neanche quelle, quindi diciamo si facevano karate un po' più dure, un po' più insomma, di sacrificio. Di sacrificio, sì, molto meno tecnico e molto più spirituale. Adesso in tutte le palestre troviamo le materassine che sono facili, poco ingombranti, insomma, quindi non abbiamo bisogno di tante cose. Diciamo che le ultime generazioni sono un po' più fortunate, insomma, da quel punto di vista. Sì, sicuramente sì. Però è lo spirito, immaginiamo, che a lei come istruttore interessa trasmettere. Cioè il ragazzo, immaginiamo, il gesto tecnico, è logico, ti fa piacere da istruttore, però ci deve essere anche una sua partecipazione di testa. Come le dicevo, non ci sono strutture, non abbiamo attrezzature noi, non abbiamo mezzi tecnici per fare, cioè c'è il tecnico. Quindi è ovvio che il tecnico diventa il riferimento per l'atleta, per il giovane. Sì, scusi, si dice tecnico, non istruttore, vero? Beh no, l'istruttore è una qualifica tecnica, perché c'è l'allenatore, c'è l'istruttore, c'è il maestro, ci sono delle qualifiche, diciamo, diversificate a seconda della preparazione e delle competenze. Diciamo, l'insegnante tecnico, che è il termine generale con il quale si definisce la persona che si occupa di insegnare, rappresenta, quindi è la sua personalità, la sua competenza, la sua capacità che fa sì che poi un atleta possa apprendere in modo, diciamo, adeguato e quindi crescere come agonista, se cresce come agonista o come studente, perché è più corretto parlare di studenti nel momento in cui si studia l'arte. Se si pratica uno sport invece si parla di atleti, che è un attimo un po' una cosa diversa. No, ma è importante anche queste specifiche, insomma, delle figure anche e del ruolo diverso che si interpreta. Tornando alla manifestazione del 17, 18 e 19, per cui venerdì, sabato e domenica prossimi, sono aperte al pubblico, immaginiamo, le gare. A che ora cominciate? Noi cominceremo venerdì alle 9. Alle 9. Alle 9, andremo avanti per tutta la giornata. No, scusi, mi correggo, venerdì alle 14, sabato e domenica alle 9 circa, per tutta la giornata. Siete nel Palasport di Caorle? Palasport di Caorle, sì. L'anno scorso è stata una grande celebrazione quella. L'anno scorso è stata, diciamo, il massimo che potevamo organizzare, è stato un grande sacrificio, però ne valeva la pena, come dicevo, diciamo, abbiamo fatto questi 25 anni e ci siamo così sentiti soddisfatti di aver contribuito per il nostro territorio sicuramente, perché posso dire che in 25 anni sono transitati hanno calpestato le nostre materassine atleti che poi sono diventati campioni del mondo e che poi hanno fatto diventare grandi il karate, molte nazionali e molti atleti di spessore. Quest'anno consideriamo l'edizione 0 del nuovo format che si sposta più sul settore giovanile, tant'è che la nuova denominazione sarà Venice Youth Cup, perché la federazione mondiale, noi abbiamo spinto molto affinché il comitato esecutivo della federazione mondiale accettasse, cioè si convincesse della necessità, visto che il karate è alle Olimpiadi, di rivolgersi verso lo sport dei giovani e quindi di creare dei momenti agonistici riservati a loro, tant'è che hanno accettato il nostro progetto e nel 2018 ospiteremo, e la data è già fissata per il 14 e 15 di dicembre, sempre a Caorle, la prima edizione la quarta tappa, diciamo, di un progetto che si svolgerà in Messico, in Bulgaria, in
Croazia e anche in Italia. Mamma mia. Per cui insomma ci sono delle scadenze importanti, avete sentito, però la più immediata è il prossimo fine settimana con la Venice Cup Karate. Noi ringraziamo Vladi Vardiero per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro, Grazie. in bocca al lupo per la manifestazione e ovviamente se avete la possibilità di trovarvi da quelle parti o di andare a Caorle, insomma è un appuntamento da non perdere. Buon lavoro e arrivederci. Grazie. Grazie al nostro ospite Vladi Vardiero, a voi per averci seguito. 7 in punto si conclude qui e vi ridà appuntamento ai prossimi momenti informativi. Intanto buona giornata e arrivederci.